Buonasera, buonasera a tutti. Prima di tutto vi voglio ringraziare a nome di Agità di Bastia e di Mattea Lacave, la giunta umera incaricata da cultura e di lingua corsa che nos saluta, ma chi è qui presente. Vi voglio ringraziare di aver risposto alla nostra chiama verso il primo caffè di corso qui in Caruglio di Aderazze. Questa riforma permette ai professori di lavorare assai uno con l'altro e anche hanno progetti trasversali come l'USIG, ma cioè di una fase di chi per una non da noi, perché infatti avviene il lavoro di trasversalità, o conosciamo da voi già parecchi anni, i professori hanno sempre messo in piazza a fare così. L'insegnamento di un latino, io un latino mi faceva piacere, faceva parte della mia formazione, ma quando lo si dice che un latino che è necessario. Allora, il capitano innanzi ho sempre fatto un primo lavoro di traduzione di iniziali manuali di storia, da sesta fino alla terza. Comunque hanno fatto un lavoro di traduzione non dai termini, non dai parole di corso, ma dopo c'è. Penso che bisogna di noi, per noi professori, è di avere forse una coordinazione tra di noi, non esiste quasi mica. E chi lavora in comune è un poco e forse appoggia con tutto un programma che potrebbe andare verso un obiettivo comune. Questa è una affare che ci manca assai, forse. Di dare una conversazione corta e di capisce, d'accordo? E ci siamo visti, io ti facevo già più di 10 anni, insegno e a due scuole, e a una la scuola. In due bisogni, infatti, si va che autori di lingua corsa, ma l'affare che cambia con il secondo grado e che mi già attaccato a lavorare in tutto scopo di parlare di un per il corso, ma la dovremmo per l'alternativa. E di un affare di più tempo, ma che porti sopra. Dicono che chi fare? Mettete il rosso, non si dice mica, quelli francesi. Se può fare diciamo, all'università siamo a memoria buona e abbiamo avuto un professore di grammatica tremendo, ma se può fare una formazione perché mica? Perché non è mica perché noi siamo funzionari che non riflettiamo più, No, perché